Sono una mamma di 3 bambini e sono una lavoratrice. Sono qui per testimoniare come i genitori in questo ultimo periodo sono espropriati dei loro diritti nella scuola pubblica. Sono ormai mesi che in tutte le scuole ci stiamo organizzando per avere le classi a tempo pieno, che abbiamo scelto quando abbiamo iscritto i nostri bambini. Ma non è così, perché gli insegnanti non ci sono le classi richieste, non sono state autorizzate. In provincia di Venezia il tempo pieno nella scuola primaria è stato negato a quasi 1000 famiglie, 50 sono state le classi in più richieste, solo 11 sono state autorizzate. Tutto questo metterà in ginocchio la scuola da una parte e la famiglia dall'altra. La triste conseguenza sarà che gli istituti avranno classi molto affollate e quando potranno permetterselo i genitori saranno costretti a iscrivere i loro figli nelle scuole private, a meno che non siano, se questo saranno esclusi dalla scuola pubblica. È così che il ministro Gelmini tutela la scuola pubblica italiana? Berlusconi per primo aveva annunciato che il tempo pieno sarebbe stato incrementato del 60%. A tal proposito chiedo che vengano organizzate iniziative di controinformazione per smascherare le bugie di questo governo e un aiuto per avere risposte concrete. Anche se l'anno scolastico è concluso, molti consigli d'istituto si stanno ancora mobilitando contro i tagli insieme ai comitati genitori, con petizioni e raccolte firme per chiedere le classi a tempo pieno. Questa manovra metterà ancora più in difficoltà la scuola pubblica, perché verranno tagliate altre risorse e saranno a rischio il funzionamento delle scuole. Già mancano i supplenti. Abbiamo avuto le scuole sporche, abbiamo portato la carta igienica e il sapone. Alcuni genitori si sono resi disponibili a imbiancare le aule. Il ministro Gelmini è in debito con le scuole perché a tutt'oggi non sono ancora pervenuti quote di finanziamento degli anni precedenti. Questo è un governo che fa cassa con la scuola pubblica, ruba i soldi alle scuole per ripianare i propri bilanci. Questi ultimi provvedimenti prevedono un drastico taglio a regioni e autonomie locali e comuni. Verranno tagliati 14 miliardi nei prossimi 2 anni e il risultato sarà disastroso. I comuni saranno in grosse difficoltà a garantire i servizi pubblici offerti finora per sanità, istruzione e politiche sociali, oppure si manterranno i servizi a dei costi elevatissimi per tutti, un esempio per tutti gli asili nido. Tanti sindaci veneti l'hanno già dichiarato. La crisi aumenta la disoccupazione e la povertà e i servizi sociali diventeranno costosi come quelli privati. L'obiettivo è quello di smantellare completamente lo Stato sociale, conquistato duramente attraverso le tante lotte dei lavoratori, del movimento delle donne e di tutti i cittadini. In questa situazione nessun comune potrà aiutare tutti quei genitori che non hanno avuto il tempo pieno. La scuola pubblica, il diritto allo studio sono diritti costituzionali che vengono costantemente messi in discussione attraverso leggi autoritarie e non condivise. Oggi c'è l'intenzione da parte di questo governo di mettere in discussione gli articoli fondativi della Costituzione, che in molti paesi viene citata come esempio di alta democrazia. La mia paura e di tutti i genitori presenti oggi è che questa scuola, in particolare la scuola dell'infanzia e la primaria, che si collocavano nei primi posti in Europa come qualità, tagliata di risorse fondamentali e resa sempre più povera, non potrà più garantire quel livello formativo ed educativo che aveva raggiunto in questi anni. I provvedimenti contro la scuola ci fanno paura e sono fonte di grande preoccupazione per il futuro dei nostri figli. Sui giornali tutti i giorni leggiamo che in 3 anni ci sarà una fuoriuscita dalla scuola pubblica di 130.000 precari e con questa ulteriore manovra il licenziamento di giovani che già lavorano nelle università e negli enti di ricerca. Questo è ingiusto.
giusto, perché con questo ulteriore provvedimento viene rubato il futuro alle giovani generazioni. Ripeto, che cosa si dovranno aspettare le nostre figlie e i nostri figli? Un lavoro precario per tutta la vita e forse una pensione a 70 anni se avranno la fortuna di trovare un lavoro? Salve a tutti, io sono un lavoratore delle cooperative sociali. Le cooperative sociali, nella fattispecie la mia è l'L1, che lavorano per le pubbliche amministrazioni, fanno un lavoro pubblico ma con un contratto peggiorativo, nella fattispecie il contratto delle cooperative. Noi svolgiamo un lavoro pubblico a tutti gli effetti, ma non abbiamo le tutele e le garanzie che sono fornite dal contratto di riferimento degli altri lavoratori nostri colleghi, perché un operatore sociosanitario che svolge lo stesso ruolo dei suoi colleghi che lavorano in ospedale deve avere il contratto delle cooperative, quando i nostri colleghi hanno il contratto della sanità. Riflettete! Noi da 30 anni svolgiamo un lavoro pubblico per il Comune di Venezia, dobbiamo rinegoziare ogni volta tutti i nostri diritti. Pensate che dobbiamo negoziare anche un diritto elementare che è stato alla base delle prime lotte delle organizzazioni sindacali. Dobbiamo negoziare anche l'orario di lavoro perché non ci viene garantito. Non ci viene garantito il turno orario, anzi la passata amministrazione di centrosinistra ha licenziato un appalto dentro al quale noi dobbiamo stare alla cosiddetta regola del minutaggio. A ogni assistito, a ogni utente che noi seguiamo viene dato un tot di minuti per l'assistenza e noi dobbiamo fare i conti, mezz'ora uno, 40 minuti l'altro, per arrivare a farci le 6 ore di lavoro, perché non ci vengono garantite. Non c'è uno spirito etico da parte del Comune e delle amministrazioni che tuteli questi lavoratori che sono 30 anni che lavorano per il Comune e ogni volta devono rinegoziare gli stessi diritti. Quello che volevo dire è che noi facciamo un lavoro pubblico a tutti gli effetti perché siamo operatori sociosanitari che lavorano presso il domicilio degli assistiti come fanno i nostri colleghi in ospedale e una parte di noi fa accoglienza scolastica nelle scuole e da un bel po' di anni con i tagli che stanno facendo sulla scuola gli accoglienti scolastici di una cooperativa svolgono quasi sempre, se non molto spesso, i lavori dei maestri di sostegno che non ci sono più e lo facciamo noi questo e non ci viene garantito l'orario di lavoro, non ci vengono garantiti i diritti fondamentali, perché come succede da noi che ci stanno spogliando di tutto, fra poco arriverà completamente anche al pubblico e già le avvisaglie ci sono di questi periodi, anzi si parla tanto dello statuto dei lavoratori. Allora io credo che lo statuto dei lavoratori abbiano cominciato a smantellarlo 30 anni fa, quando è cominciata la collaborazione tra enti locali e cooperative per far svolgere il lavoro pubblico. Quello che chiediamo anche al sindacato è una strategia per fare le pulci alle amministrazioni, per individuare le risorse, perché è troppo comodo per le amministrazioni cominciare a tagliare dagli anelli più deboli. Grazie.